Mercoledì 24 febbraio si è svolto a Oristano presso il Centro Tecnico Federale il sesto raduno delle rappresentative regionali. Gli juniores guidati da Giorgio Melis hanno sfidato gli allievi di Paolo Busanca, mentre i giovanissimi di Maurizio Irbì si sono alternati in una partitella in famiglia a ranghi misti. Oltre 250 i giovani che sono stati visionati sinora, per arrivare al gruppo di 60 che rappresenterà la Sardegna con i parità della penisola. In vista del prossimo torneo delle regioni, che si giocherà a maggio in Calabria, i selezionatori stanno esaminando giocatori provenienti dai principali campionati regionali, fuori quota di eccellenza e promozione, ma anche i migliori talenti dei campionati giovanili, elite regionali. Come al solito affolta la comitiva di atleti provenienti dai principali settori giovanili di Latte Dolce, Torres 1903, Torres 2000, Sigma e Ferrini. Dopo l'esperienza nel settore giovanile del Cagliari, Giorgio Melis è stato chiamato a guidare la rappresentativa juniores. Lui, che ha visto crescere Issau e Mancosu, mette a disposizione dei giovani sardi la sua esperienza e competenza. Nello staff tecnico figurano anche il vice Fabio Pira, il preparatore dei portieri Simone De Lipedi, mentre nello staff medico troviamo Giorgio De Muro, Federico Procedo e Matteo Congiu, dirigente federale, e Chicco Ruggeri. Gli allievi sono stati affidati a Paolo Busanca, che 2 anni fa portò gli juniors a un passo dal titolo e ha già dimostrato di saper lavorare con i giovani. Collaboratore tecnico Ciro Gallo, dirigenti accompagnatori Mauro Argiolas e Paolo Manca, medico Roberto Pisano, massaggiatore Antonello Mancosu, assistito da Franco Sorce. Nei giovanissimi il nome nuovo è di Maurizio Irbì, affiancato da Francesco Longo, Angelo Daniello, Roberto Seguro, mentre Gianni Cadoni è dirigente federale. Confermato commissario tecnico delle rappresentative Checco Fele. Tra 2 settimane nuovo raduno con sedute di allenamento e nuovi test per definire i 20 che parteciperanno alla spedizione in Calabria.